Primus Inter Pares con ospite il sindaco di Verona Flavio Tosi. Abbiamo già toccato diversi argomenti, abbiamo sentito la gente, il lavoro, le attività di Verona. Com'è la sicurezza nella città di Verona, sindaco? Prima parlavamo di telecamere, Allora, noi siamo una città che ha investito molto su questo perché... Quanti vigili ci sono a Verona? Allora, noi adesso ne abbiamo in servizio 290. Sono pochi, ce ne vorrebbero più. Allora, il problema è che siamo stati bloccati per anni perché noi eravamo arrivati a 330. Adesso ci torniamo perché abbiamo appena bandito un concorso per Avete chiesto l'aiuto dell'esercito come in altre città? Sì, noi ce l'abbiamo da sempre, nel senso che noi quando venne istituite le pattuglie miste dell'esercito, da subito lo chiedemmo all'allora ministro Maroni che ce le concesse e quindi Verona è uno dei pochi capoluoghi d'Italia che le ha sempre avute. Dicevo, noi abbiamo 290 vigili in servizio, di questi, e questo è un dato che va dato merito alla nostra polizia municipale, quasi l'80% sono abili a servizio in strada, perché in molti capoluoghi, in molte città, in molte realtà una buona parte della municipale sta in ufficio e non è idonea a servizio in strada, da noi invece il 79% è idonea a servizio in strada. Tant'è che quando ci sono le grandi fiere, solo per la fiera ne vanno in strada 130 su un corpo di 280 solo in zona fiera, per capire i numeri e l'impegno. E adesso appunto abbiamo questo concorso, siamo rimasti bloccati per anni perché quando è venuta fuori la storia delle province, la riorganizzazione delle province, c'è stato il blocco assoluto delle assunzioni e tu potevi solo procedere con mobilità nazionale. Mobilità nazionale cosa vuol dire? Vuol dire che se tu chiedi agenti di polizia municipale, può arrivarti un agente di polizia municipale da ogni parte d'Italia, non sai chi è, non sai che capacità è, e quindi cosa è successo? Che praticamente tutti i comuni sono fermati in attesa che finisse questo pasticcio di riforma delle province, e quindi adesso siamo stati sbloccati, quantomeno per la polizia municipale, e quindi siamo partiti con una procedura per 30 nuovi agenti, e quindi per tornare allo standard che è superiore allo standard, perché lo standard sarebbe mediamente uno ogni 1000 abitanti, quindi dovremmo averne 256, siamo a 290, arriveremo a 320, però è una città anche che richiede sacrifici dal punto di vista della municipale, perché appunto in termini di sicurezza noi abbiamo il turno H24, quindi copriamo tutti i turni. Di notte ci sono fuori 3 pattuglie, quindi diciamo siamo la forza pubblica più presente anche di notte. La Municipale di Verona fa sgomberi, controlli, indagini, viene usata molto. Tecnologicamente siamo avanzati perché appunto abbiamo adesso le telecamere in città sono più di 300 e quest'anno ne metteremo altre 70. Avete l'automobile con abbiamo il lettore, quello che legge le targhe di macchine rubate anziché non assicurate. Abbiamo una tecnologia che adesso compreremo, israeliana, che sono venuti, una ditta israeliana è venuta a testarla a Verona proprio perché Verona è nota come città che investe in sicurezza. Praticamente è una tecnologia che tu la monti sulle macchine municipali, cosa fa? Fa la ripresa intorno alla macchina di tutto quello che a 360 gradi, perché con un sistema di telecamere, quindi questo cosa serve? Serve perché se poi viene segnalato un furto, un qualche episodio, se tu hai le macchine della municipale che girano con questa tecnologia sopra, puoi andare a vedere quando è passata la macchina in quella zona e che ripresa ha fatto, perché riprende tutto intorno alla macchina a 360 gradi e soprattutto in tempo reale, perché l'abbiamo testato, in tempo reale legge le targhe sia delle macchine in sosta, sia di quelle che incrocia, e in tempo reale ti sa dire se la macchina in sosta o che ha incrociato fa parte delle banche dati delle macchine rubate o non assicurate. E quindi diciamo, investendo tutta la tecnologia nuova che esce noi la prendiamo. Rapporto con il questore e con il prefetto buono? Rapporto ottimo, noi da 9 anni appunto governiamo la città di Verona e c'è un rapporto con i vari prefetti che sono succeduti, con i questori, i comandanti dell'Arma, della Guardia di Finanza e ovviamente della Municipale, un rapporto di grande strettissima collaborazione, si lavora bene assieme, ci si confronta sui problemi, ripeto, non è la perfezione perché quella non la si può raggiungere, ma si raggiunge un bel lavoro sul territorio. Diciamo che il cittadino veronese può stare, va bene che ormai i ladri ci sono dappertutto, però diciamo possono stare tranquilli, insomma. Guardi, le do un dato, anche questo perché parlo sempre per numeri, è una indagine che è stata fatta, un sondaggio fatto dai principali tour operator internazionali, quindi fatti sugli stranieri, chiedendo a loro quali città in Italia percepivano come maggiormente sicure,
e le città d'Italia percepite come maggiormente sicure, cioè qua ancora perché non sono tenuto, dagli stranieri, la prima è Matera e la seconda è Verona. Ma siamo sempre nei primi posti. Però, eccolo qua, Matera, Verona e Siena sono le città d'arte più sicure d'Italia. Ecco, però Verona nelle tasse tra le prime città dove si paga meno. Siamo un'amministrazione efficiente. Tranne che, siete che nelle prime 5 dove si paga di più nei negozi in centro. Insomma, però... No, ma quello è un dato positivo. Cioè, il fatto che gli affitti di via Mazzini siano altissimi vuol dire che è ambitissima e vuol dire che i negozianti fanno a gara per andare in via Mazzini, e questo è un fatto altamente positivo. Ecco, la sicurezza comprende anche i negozi, oppure lì è un po' più delicata la situazione? Ma allora, noi abbiamo dotato le nostre farmacie comunali, perché appunto quelle sono nostre, di telecamere sono tutte in rete con le telecamere. Qualche volta c'è anche qualche furto, perché capita anche nei comunali, ma quasi sempre vengono poi identificati, perché con le immagini identifichi i rapinatori delle farmacie. Moltissimi negozianti si sono dotati appunto di telecamere, quindi di immagini, e questo cosa significa? Significa che i furti ci sono, le rapine pure, perché anche sul giornale di ieri e anche di oggi ci sono furti e rapine nei supermercati in particolare, però non dico sempre, ma quasi sempre, la polizia e l'Arma li identificano e li arrestano. Dopo c'è il dramma che si diceva prima, che li identificano, li arrestano e quasi sempre dopo sono fuori. Senta, Sindaco, lei in comune, nella sua casa, e arriva tanta gente povera a Verona a chiederle sostegno, a chiederle una mano? Quello senz'altro, cioè, è chiaro che comunque la crisi ha mietuto vittime, soprattutto alcune categorie. Adesso con l'apertura di quelle strutture, di grandi strutture di vendita di cui si parlava, stiamo cercando proprio di lavorare in questo senso. Cioè, adesso noi a Verona abbiamo il Bricoman, che è quella catena di bricolage grande che apre dopo l'estate. Abbiamo un centro commerciale che si diceva lì a Verona Sud, che apre ad aprile dell'anno prossimo. Abbiamo Esselunga, che apre anche quella fra meno di un anno. Quindi sono tutta una serie di strutture che fanno assunzioni. Noi abbiamo chiesto in maniera specifica che alcune categorie, in particolare le persone che magari hanno 50-55 anni, che hanno professionalità, perché sono persone che nella loro vita hanno lavorato, che ci diano una mano a prendere quelle, quindi persone che altrimenti non riuscirebbero a trovare una ricollocazione oggi, perché oggi col mondo del lavoro, con le regole del mercato, trova il lavoro il 18enne, il 20enne, il giovane, il 25enne, ma la persona esperta che ha una certa età per un fatto salariale non viene ricollocata. E quello è il problema principale, perché i problemi principali con cui ha a che fare sono le persone anziane o le persone non più giovani che sono espulse dal mondo del lavoro, quelli che magari gli mancano 2 anni alla pensione, ed è quella la difficoltà. Ma a Verona ce ne sono molti di poveri, il rapporto alla città. Allora, come si diceva prima, rispetto ad altre zone d'Italia, rispetto ad altre città, va meglio perché gli indicatori economici sono complessivamente positivi, però ci sono perché dopo la crisi la richiesta in termini di servizi sociali è ovviamente aumentata, perché tu hai una parte di popolazione che una volta era all'interno c'era il mondo del lavoro, copriva di più, e anche la rete di solidarietà aveva più risorse, perché ovviamente quando ci sono più soldi c'è più soldi per tutto. Quando comincia la crisi tu hai più persone che escono dal mondo del lavoro, le realtà locali, territoriali, con meno soldi, perché evidentemente ci sono meno soldi per tutti, e quindi è un po' un serpente che si morde la coda, e quindi che ci siano meno poveri. Una volta alla cosiddetta mensa dei poveri c'erano quasi solo stranieri. Oggi la metà sono italiani. Sono italiani, quindi in prospettiva c'è la possibilità che diminuiscano o che aumentino? Dipende se si riesce. Dal punto di vista del sindaco di Verona. Ma io la guardo, è un fatto nazionale questo, se si riesce a uscire dalla crisi e quindi vengono fatte delle riforme che per adesso mancano, serie in termini di spesa pubblica, di debito pubblico e di burocrazia, perché la burocrazia è un cancro di questo Paese, perché alcuni insediamenti, siamo andati l'altro ieri a vedere la demolizione di una grande fabbrica dismessa alle porte della città, l'ex Tibergen, un ex lanificio che ha dato tanti posti di lavoro, fra l'altro è arrivato a impiegare più di 1000 persone nel tempo, ovviamente si parla di un po' di decenni fa, e siamo riusciti finalmente a farla demolire, e anche lì verrà riconvertita in parte albergo, in parte commerciale, in parte residenziale, ma ci sono voluti 2 anni buttati via
perché un precedente sovrintendente, l'attuale intelligentemente l'ha sbloccato, aveva posto un vincolo praticamente totale su questo ex lanificio e come fa un privato ad investire dicendo la struttura è quella della vecchia fabbrica tradizionale e devi tenerti in piedi quella, e cosa cavolo ci fai? E quindi a questo punto si è riusciti, per questo dico la burocrazia è un cancro, perché dove anche si volesse, si provasse ad investire, nel nostro paese hai dei vincoli burocratici che sono inaccettabili. Me lo dicono tutti i politici che vengono a trovarmi, non solo i sindaci, e tutti dicono questa burocrazia e mai nessuno riuscirà o riesce a cambiarla. Allora, tu puoi migliorare, perché noi abbiamo il 100% delle pratiche dello sportello unico attività produttive, che è quello dove passano concessione, autorizzazione, ne abbiamo il 100% informatizzato, ovvero sia il professionista che lavora col Comune di Verona e deve chiedere un'autorizzazione edilizia, una qualsiasi tipo di concesso autorizzazione, vai in rete ti trovi, ovviamente con gli accrediti, ti trovi tutta la modulistica, tutte quelle che sono le mappe, tutte quelle che sono le norme, e quindi fai tutto in rete, fai tutto dal computer, e questo ha alleggerito di molto intanto il numero di dipendenti. Noi ci siamo insediati che avevamo 2.800 dipendenti comunali, oggi siamo 2.200, ha accelerato di molto i tempi della pubblica amministrazione. Un permesso di costruire a Verona mediamente viene rilasciato in 71 giorni, che è un tempo rispetto alla media nazionale decisamente basso, che si può anche far meglio, ma se ci fossero meno, e questo non dipende dal Comune di Verona, meno vincoli e lacciuoli a livello di normative regionali e nazionali, tutto sarebbe più semplice. Va bene, nel programma elettorale del sindaco Flavio Tosi, ovviamente cambiamo argomento, c'era il filobus, c'era questo traforo delle Torricelle molto costoso. Allora andiamo a vedere il servizio e poi lo commenteremo in studio. Traforo delle Torricelle e filobus, due opere in programma a Verona che rivoluzioneranno completamente la viabilità cittadina. Il progetto mastodontico del valore di circa 500 milioni di euro è ancora fermo al palo, è quello del passante da Poiano a Cadicozzi con il traforo nelle colline per arrivare fino a Verona Nord. Un totale di 13 km con 4 km e 400 metri in galleria, che sarà gestito dalle imprese proponenti il project financing, e proprio queste imprese mancano all'appello. Il Comune di Verona, dopo il ritiro della Mantovani, è aperto ad altri investimenti italiani o esteri. E poi c'è il filobus, che dovrebbe essere totalmente elettrico, un'opera molto discussa che entrerà in cantiere entro l'anno. Rieccoci, allora abbiamo visto questo filobus che prima ci diceva il sindaco che tra poco partiranno i lavori, anche questo traforo è un traforo che avrà dei costi altissimi. Com'è la situazione? Allora, per il filobus, dicevo prima orientativamente settembre, ma credo di non sbagliarmi perché lo sto seguendo personalmente io, perché prima lo seguiva un assessore che adesso non fa più parte della giunta. Da quasi un anno lo seguo io e quindi diciamo a tappe forzate ho imposto che si parta con i lavori. Lì c'è stato anche la crisi fatalità, non in questo caso l'Italia, il mezzo che era stato scelto da chi aveva vinto la gara per circolare, una ditta olandese che produceva questo mezzo è fallita. E quindi è stato perso un anno e mezzo per individuare un mezzo alternativo, perché poi appunto c'è la burocrazia, quindi di fare la commissione che valuta, chiede i pareri, insomma c'è un anno e mezzo per avere il mezzo sostitutivo da mettere in strada. Adesso abbiamo chiesto al Ministero dei Trasporti l'autorizzazione al nuovo mezzo e credo che a giorni ce la diano, devo dire anche con molta efficienza in questo caso. È molto meno faticoso che fare un tram il filobus. Sì, abbiamo scelto il filobus, allora partì il tram a Verona perché l'idea iniziale fu del tram e parte nel 92. Noi quando ci siamo insediati, quindi 9 anni fa, in campagna elettorale abbiamo detto noi non faremo, venne aggiudicata dal tram e non venne fatto, per fortuna, perché a Verona sarebbe stato dal punto di vista dei cantieri una catastrofe mettere il tram, perché passava in pieno centro, per dare un dato, in qualche via si sarebbe dovuto fare uno scavo profondo 6 metri, completamente tutta la via aperta, profondo 6 metri, perché siccome andava su tutte e due le corsie e di fatto non c'era più altro spazio, si dovevano mettere i sottoservizi in un tunnel ispezionabile, ovvero sia la fogna, la rete elettrica, tutti gli impianti. Bisognava quindi scavare 6 metri, fare un tunnel ispezionabile e sopra farci un cassonetto di cemento armato per farci passare il tram, quindi sarebbe stato un cantiere mostruoso. Noi abbiamo detto si fa il filobus, quindi siamo partiti da capo dicendo si fa il filobus e non più il tram, abbiamo
aggiudicato la gara, sarebbero dovuti partire i lavori parecchio tempo prima, poi ripeto abbiamo perso quasi 2 anni perché nel frattempo la ditta olandese che doveva fornire il mezzo è fallita. Si sarebbe fatto il tram perché venne da prima di noi aggiudicata la gara per il tram, ma fatalità, per fortuna, la ditta che forniva quel tram era un tram difettoso, cioè si crepavano i mezzi, si fessuravano i mezzi e quindi venne chiusa la procedura con una trattativa da chi aveva amministrato. Come i tram che nelle altre città, noi in italiani siamo anche le cavie. Non cioè... so, sui tram, per fortuna adesso appunto sul filobus andiamo sul sicuro perché sarà un mezzo che circola in molte parti d'Europa e quindi siamo tranquilli da questo punto di vista. E quindi a settembre deve partire. Che spazio coprirà di Verona questo filobus? Il filobus fa molto perché parte dalla zona est, praticamente si attesta quasi al casello di Verona Est, arriva in centro, dall'altra parte parte sostanzialmente dall'ospedale di Borgo Trento, dallo stadio, dal casello di Verona Sud e dall'ospedale di Borgo Roma, quindi tutte le direttrici principali si incrociano tutte in stazione, perché ovviamente la stazione è il punto di riferimento anche per gli autobus, ovviamente per i treni, e quindi diciamo copre con la città sostanzialmente per intero per più di 20 km. È estendibile, perché appunto essendo filobus è anche facilmente estendibile, ai comuni di cintura noi stiamo già ragionando e con qualche comune di cintura si potrà pensare all'estensione. Per un investimento di? L'investimento sono 120 milioni di euro circa, di cui il 60% coperti dallo Stato e il resto lo copia l'azienda dei trasporti, di cui si è parlato prima, che ha i bilanci inutili e che con i risparmi che effettuerà, perché è chiaro che il filobus ha dei costi di investimento, ma poi anche dei risparmi, perché i costi di manutenzione di mezzi nuovi, costi di gestione più bassi, capacità di trasporto maggiore e quindi lo reggiamo tranquillamente senza indebitare. Quando vedremo questa rete di filobus davvero? Allora, con i lavori, una volta iniziati il cantiere, ci sono 3 anni di tempo per le ditte per finirli, quindi vuol dire che da qua a 3 anni sarà in esercizio il filobus, probabilmente qualche tratto prima, perché poi si va per tratti, però diciamo finito completo tutto da qua a 3 anni. Il traforo Torricelli è la questione più complessa perché anche lì la crisi, la ditta Mantovani, insomma grossa ditta costruttrice veneta, una delle più importanti d'Italia, che aveva vinto la gara perché le vincevano sempre loro. Bravi a vincere, sì, comunque aveva una grande capacità economica e molte delle strade, autostrade, infrastrutture in Veneto sono state realizzate da lui, poi sono stati coinvolti negli scandali, però ripeto questo non ci riguarda, a noi riguarda il fatto che era stata fatta una gara, non l'hanno vinta direttamente loro. C'era un finanziamento di Project Finance, mi sembra di 500 milioni. Quello è tutto finanziamento privato, cioè, il Comune i soldi per quell'opera lì non li ha. E quindi è un'opera di tipo autostradale che va a completare la circonvallazione a nord. Abbiamo fatto una lunga battaglia anche con i comitati che non la volevano, ma noi in campagna elettorale sia nel 2007 che nel 2012 avevamo garantito il passante nord, perché in realtà non è solo il traforo delle Torricelle, parte da Verona Est, gira a nord della città, gira a ovest della città e si innesta a Verona Nord, quindi fa 11 km di autostrada di fatto e noi l'abbiamo finito perché praticamente a cavallo fra la fine della mandata amministrazione, del precedente mandato e questo mandato abbiamo aggiudicato la gara, cioè abbiamo fatto le varianti, la gara lunghissima, complicatissima, l'abbiamo aggiudicata. La vince un raggruppamento di imprese, entra Mantovani dopo, perché è subentrata dopo, perché per fare opere così serve appunto un soggetto realizzatore robusto, perché vuol dire 500 miliardi di debito bancario, perché appunto è un'opera privata, uno va in banca per farsela finanziare, poi la Mantovani è saltata e quindi siamo rimasti sostanzialmente con l'opera in sospeso. La speranza è, siccome la gara è vinta ed aggiudicata e quindi basta solo che si sostituisca un'impresa grossa. C'è una scadenza? Dipende da quando l'amministrazione decide, noi cerchiamo di farla l'opera, non è che volendo potremmo dire non si fa più, chiudiamo la sala cinesca, però il tentativo invece è quello assolutamente di farla e quindi stiamo cercando di trovare, insieme evidentemente al raggruppamento di imprese, qualche grande costruttore che subentri e che la faccia, perché formalmente basta firmare il contratto perché la gara è stata finita ed aggiudicata. C'è la possibilità che ci sia questo imprenditore dal sindaco? Allora ci sono una serie di contatti con investitori italiani e anche stranieri e stiamo vedendo se c'è qualcuno che, ripeto, perché il problema è proprio un fatto di solidità finanziaria bancaria di chi realizza l'opera, perché vuol dire uno che va in banca e si fa dare 500 miliardi da investire sulla città e oggi non è semplice trovare banche che ti dia 500 miliardi di finanziamento. Anzi, proprio le banche al giorno d'oggi. Senta Sindaco, invece per quanto riguarda gli inceneritori di Cadelbue, com'è la situazione lì?
Partita finita, nel senso che noi proprio all'inizio del mandato 9 anni fa ereditammo dalla precedente amministrazione un confronto, chiamiamolo così, con la Regione, perché a Verona si doveva realizzare, e purtroppo non si realizzò, devo dire purtroppo, uno dei pochi inceneritori del Veneto. Partì la procedura ancora prima di quello di Brescia. Brescia ce l'hanno tutti presente, quando tu vai in autostrada, sulla sinistra vedi questo grande complesso moderno che ha reso per anni, adesso un pochino meno, ma ha reso per anni 60 milioni di euro al comune di Brescia netti di utili, per capire di che cifre parliamo, cioè vuol dire un comune quanti soldi avrebbe da poter spendere. Cadelbue non parte perché 20 anni fa, perché si parla di più di 20 anni fa, per Tangentopoli la procedura viene di fatto abortita, viene rallentata, poi alla fine in qualche modo viene realizzato molti anni fa. Viene realizzato e non funziona, perché chi l'aveva previsto aveva previsto un impianto che non andava, quindi viene attivato, lo costruiva Ansaldo, viene attivato durante le precedenti amministrazioni, non da Flavio Tosi, e viene acclarato che non va. A quel punto le precedenti amministrazioni chiudono il contratto con Ansaldo e resta sta cattedrale nel deserto, certo, che viene utilizzata oggi per fare separazione, viene utilizzata per fare le fasi preparatorie, ma non per l'incenerimento perché non funziona. A quel punto la Regione dice al Comune, perché è la Regione che regola il ciclo dei rifiuti, la Regione dice al Comune: guarda che tu lo devi realizzare perché in Veneto servono 4 inceneritori, uno è quello di Verona. A quel punto partiamo con la gara, a quel punto, mentre prima l'impianto lì fermo è stato pagato con finanziamenti pubblici ed era totalmente pubblico e quindi avrebbe reso anche quei bei soldi al Comune, adesso il Comune quei soldi non li ha e quindi fai una gara per un operatore privato che realizza e se lo paga con la tariffa. Vince la gara, viene aggiudicata ad Urbaser, che è il proprietario del Real Madrid, ma questo vabbè, è una digressione, è uno dei più grandi realizzatori di inceneritori del mondo. La cosa si ferma perché nascono 2 problemi a quel punto, uno regionale, uno nazionale. Quello nazionale che il governo dice l'incentivo economico che veniva dato sull'incenerimento non c'è più e quindi la tariffa che era stata pianificata da chi doveva realizzarlo aumenta. A quel punto la tariffa aumenta ancora perché la Regione, che prima aveva detto dovete fare un impianto da 190.000 tonnellate all'anno, ricalcola i fabbisogni e la Regione dice l'impianto non ne tratterà più 190.000 ma 150.000. È chiaro che siccome l'impianto è quello, se tu anziché portare 190.000 tonnellate ne porti 150.000, aumenti la tariffa un'altra volta. E quindi a quel punto la tariffa è andata ad essere improponibile. Il gestore ci ha detto: con queste modifiche la tariffa sarebbe questa, anzi oggi si viaggia a 130 euro tonnellata più o meno, si sarebbe arrivati quasi a raddoppiarla e quindi gli abbiamo detto a queste tariffe non si fa. Non si fa perché io ho un sistema con un'azienda efficiente che trattiamo il rifiuto, la grandissima parte viene differenziato, poca parte viene quindi in discarico all'incenerimento e abbiamo appunto una delle tariffe dei rifiuti più basse d'Italia. Sarei stato portato a raddoppiarla, io non raddoppio le tasse ai veronesi per fare l'inceneritore e quindi Cadelbue è morto. È morto. La spiegazione è stata davvero esaustiva da parte del sindaco sull'inceneritore di Cadelbue, allora merita un attimino un caffettino che ce lo prendiamo, voi rimanete con noi a tra poco. Grazie.